tanta gente la mi ha scritto. Ma non sarebbe bello per fare le magliette con scritte in dialetto? No, non sarebbe bello. Sarebbe bellissimo! E ora mi no, fa so che magliette. Ma ho fatto anche le tazze e altre robette veramente very sorzissime. Ma no per farmi sior e neanche per farmi bel. Ho pensato che se qualche scheo arrivasse dove che ne bisogno, non sarebbe mal. La riviera del Brenta. E c'è pa come? Eccomi qua a Cesare Musatti a vedere un attimo come che è la situazione. A vedere se è ancora in skit. Se dovevi darvi appuntamento in zona, non stai a par come punto di riferimento Villa Fini. Perché non vi cattarei mai? Te cree? Non ne è più niente qua. Guarda che affari. Gli passai 5 mesi al tornado, ma i segni gli ancora evidenti. Certi, avendo casa e capannon taccati, e si è visto il tornado portarsi via tutto, casa e lavoro. Me par che la pagata massacarami la comodità di andare al lavoro in 2 minuti. Qua le cascaie do case dell'800 vincolate dalle belle arti, che per toccarle, che vuol tanti skei. Ti, perché rifare il puner costa poco, ma far su sta casa qua che vuol 300.000 euro? Non si fa per ridere. Qualche scheo le arriva, ma che ne ha ancora bisogno e tan bisogno. E ora sotto il video che nel link del sito Verisource dovete poi comprare robette Verisource. Che ne ha anche scritto tutto per chi che le solito catarradeghi. Puito o caro? Riviera del Brenta. Arrivesse qualche scheo. Che ne chi che si contenta.